La neve è tornata sulle Alpi con accumuli che hanno superato i 50 centimetri a quota 1800 metri. Anche più a valle però si sono svegliate sotto un manto bianco cittadine come Cortina, che si trova a 1200 metri di altezza, ed Asiago. Ma il freddo dei giorni scorsi avrà vita breve. Da domani anche nella nostra regione sarà protagonista un anticiclone africano che farà salire le temperature in pochi giorni di 10-15 gradi. Domani al centro-nord si attendono massime intorno ai 18-21 gradi. Per giovedì aumenti più consistenti con temperature in Veneto fra i 20 e i 24 gradi. La giornata più calda sarà senz'altro sabato, mentre dopo il weekend si rientrerà nelle medie con massime intorno ai 20-23 gradi a seconda delle aree della penisola. Secondo gli esperti, maggio sarà nel Veneto più piovoso della norma. Dopo le forti piogge e i temporali di oggi, in serata ancora nubi sulle regioni settentrionali con rovesci sparsi. Piogge in attenuazione ad iniziare dalle zone pianeggianti e costiere. Sulla strada provinciale 46, intanto, al pian delle Fugazze, è iniziata la messa in sicurezza del canalone, da dove domenica sono caduti i massi nei pressi dell'ex colonia città di Schio. La strada al confine regionale fra Valli e Vallarsa dovrebbe essere riaperta al traffico fra breve.